Amici del basket, la più cordiale buonasera dal Pallaruggi di Imola in questo insolito lunedì, primo lunedì di maggio. Dopo 10 anni Imola ritorna ai playoff e lo fa con una serie veramente interessante, perché l'avversaria dell'altro girone, del girone ovest, si chiama Mens Sana Basket 1871, semplicemente, come dire, il rimpasto di quella società che solamente 5 anni fa vinceva il suo 7° scudetto in fila, l'8° nella sua storia. Ebbene sì, Imola contro Siena, che già si affrontarono nei playoff di A1 una quindicina di anni fa, ritorna qui in una serie al meglio delle 5 gare. La prima gara e anche la seconda a distanza di 48 ore qui al Pallaruggi, poi nel weekend si andrà a Siena al Palasclavo per gara 3 e l'eventuale gara 4, ma andiamo con ordine. Questa sera la prima gara in un Ruggi gremito, in ogni ordine di posto. Qui vicino a me, come sempre, c'è Alessandro Salvini di dailybasket.it. Ciao Alessandro. Buonasera a tutti, ciao a tutti anche da chi ci segue da Siena su LNP Pass. Bellissima atmosfera questa sera per un playoff che mancava all'Andrea Costa Imola da ben 10 anni e principalmente dal Pallaruggi di Imola da tantissimi anni. Ricordiamo che ai tempi di B1, della B1, Siena sconfisse l'Andrea Costa in un paio di occasioni. Furono sonore sconfitte anche, ricordo una gara 3 per la salita nel secondo campionato nazionale, ma stiamo parlando veramente di epoche completamente diverse. Qui intanto ci si gioca una partita molto importante, la gara 1. Le due squadre non si sono mai incontrate durante questa stagione, quindi saranno i primi minuti sicuramente di studio per entrambe, per capire poi come andrà indirizzata la serie. Subito con i quintetti in campo, sulla palla 2 scodellata dagli arbitri, signori Nicolini, Caruso e Capotorto. Primo possesso per la squadra bianco-verde della Mens Sana Basket con il numero 1 Dendi Liegro, il numero 11 e Alex Ranuzzi, con il numero 22 c'è Udom, il 23 e Roberts, il numero 25 è Bryant. Imola risponde con il classico quintetto Washington, Mazzoghi con Anderson, Hassan e Sabatini. Primo piazzato da parte di Michele Maggiolli. L'errore, un commento prima dell'inizio della gara anche di Luca Monduzzi e del resto del Carlino. Buonasera a tutti. Imola ritrova i playoff e li fa contro una squadra a suo modo storica come Siena, e che in questa realtà ha disputato un buon campionato nel girone ovest, che ovviamente ha brillato per il suo grandissimo equilibrio. Affronta un avversario molto fisico, molto forte a rimbalzo. Ticchi l'ha detto, sicuramente sarà da lottare, anche da soffrire sotto questo aspetto, per cui non spaventiamoci se Imola potrà avere qualche difficoltà sotto canestro, e sicuramente si appoggia su due americani del valore di Bryant e di Roberts, per cui sarà una partita sicuramente molto accesa, molto spigolosa anche quella che vedremo al Pallaruggi. Va subito con i lunghi la squadra senese, con la stazza di Dane Di Liegro, il giocatore con la maglia numero 1, nativo di Lexington. Ci sono tanti giocatori americani o comunque nativi degli Stati Uniti. Uno di questi è il giocatore con 3 passaporti, italiano, israeliano e statunitense, Dane Di Liegro, che sotto canestro è una stazza. Imola l'ha affrontato 5 stagioni fa quando giocava a Ostuni nel campionato di Lega 2. Partita un po' con le polveri bagnate l'Andrea Costa, che ci prova da 3 con Norman Hassan. Il tiro è corto, gira sul ferro. La difesa del rimbalzo non viene premiata per Siena, perché è molto bravo Hassan con Washington a conquistare il rimbalzo d'attacco, ma Imola 0 su 3 dal campo. Ci prova Sabatini, rischia di perderla. Il tiro 2 volte col fallo non fischiato da parte di Di Liegro. Imola è partita con tanti errori al campo, ma Siena ha difeso molto bene. Vabbè, è playoff e avete visto già la fisicità delle due squadre, quanti contatti e come gli arbitri comunque lasciano correre un pochino in questo inizio. Sarà sicuramente il metro di tutta questa serie playoff, quindi bisognerà adeguarsi in fretta e cercare di arrivare a conclusioni ad altissima percentuale. 7 minuti e 53 secondi, solamente Siena ha mosso il tabellone con il canestro sulla palla vagante di Alex Ranuzzi, rimessa a fondo per gli ospiti. Di Liegro sui 5 metri, rifiuta il tiro, si va dalle mani di Bryant, da questi al numero 22 Udom, che rischia di perdere palla sulla grandissima difesa di un eccezionale Leonard Washington, che a momenti recupera il pallone.
Ci sono 4 secondi sul cronometro dei 24 per Siena. Come detto, grande fisicità, 3 giocatori colored in campo. Mattia Udom, giocatore comunque italianissimo, con il numero 22, Chris Roberts con il 23 e Daryl Track Bryant. Questi ultimi due in particolare sono almeno il 40% del fatturato offensivo della squadra senese, che ha chiuso al 5° posto la propria stagione. Attenzione alla tripla errata nettamente da parte di Roberts. Allora Imola col pallone tra le mani per provare a pareggiare e soprattutto a mettere i primi 2 dell'incontro fuori dall'arco dei 3 punti. Manovra su linee esterne Andrea Costa, poi si butta dentro Carvel Anderson, pallone sotto sulle tacche per Leonard, che subisce il fallo della difesa senese. Primo fallo griffato Udom. Grandissimo l'apporto del pubblico da una parte e dall'altra. Sono arrivati anche i tifosi senesi. Sono arrivati anche i tifosi senesi e sono molto numerosi, benvenuti anche per loro. Però noi guardiamo questo 1 su 11 dal campo in questi primi minuti, che assolutamente si vede come le formazioni devono ancora un po' studiarsi. Avete visto anche questa zona di Siena, in questo caso per mettere in difficoltà l'Andrea Costa. Sa benissimo Ramaglie, che ha una grandissima esperienza, ha seguito l'Andrea Costa in quest'ultimo periodo. Da 3 ultimamente ha avuto qualche problema. Si butta dentro Roberts, un buon tiro piazzato a segno. I primi 2 dell'incontro per il numero 23, uscito dalla Bradley University nel 2011, per lui D-League, e poi la stagione 2 anni fa a Caserta, visto in Italia dunque 2 anni fa. Si gira e tira, difficile, Maggioli l'errore, tanta fisicità per Siena. L'imbalzo conquistato da Udom, Brian è già dall'altra parte. Su linea esterna Ranuz perde palla, prova a recuperarla Hassan, si buttano tutti per terra, alla fine grandissimo Hassan che recupera il pallone. Eccolo qua, pallone tra le mani di Leonard Washington, che rischia di perdere palla. Si va ancora sotto, ancora un fallo, ancora di Udom. Qui gli arbitri fanno bene a fischiare tanto, perché questa gara è partita con una vera e propria intensità da playoff. Avete visto sul centrocampo Hassan si è buttato 2 volte per tentare di recuperare il pallone e c'è riuscito. Poi un po' di pasticci in fase di semitransizione per Imola, ma la cosa importante è che Mattia Udom, giocatore da quintetto di grande atletismo e grande prestanza difensiva, ha già commesso il secondo fallo dopo 3 minuti e mezzo. Mamma mia che corrida questa partita, che caldo che c'è qua dentro al Palaruggi. Tantissima tensione, tantissimo calore, ma è lo spettacolo di questi playoff. L'abbiamo visto anche proprio nella giornata di ieri in altri campi, dove Fabrizio, potremmo anche parlarne, ci sono già viste alcune sorprese non indifferenti. Riposo dunque per Mattia Udom. In campo c'è il classe 95 Valerio Cucci, prodotto del settore giovanile della Stella Azzurra Roma. Insomma, inutile dire anche la grande esperienza in panchina dell'allenatore senese Alessandro Ramagli. Riceve Carvel, poi fuori ancora per Norman Hassan, che sbaglia la seconda tripla del suo incontro. Imola è partita sulla falsariga delle ultime prestazioni, cioè con mira un po' spuntata soprattutto dall'arco. Va Roberts, si arresta il tiro, secondo ferro, salta altissimo Dandy Liegro e strappa un altro rimbalzo in difesa. Daryl Bryant, finta il tiro da Cucci, non c'è passi, va fino in fondo Cucci con il fallo di Leonard Washington. Grande determinazione e intraprendenza da parte del neo entrato in campo, il 21enne Cucci, con la maglia numero 32, si accomoderà in lunetta per 2 tiri liberi. Lui che l'anno scorso ha giocato prima a Veroli in Gold e poi dopo il ritiro dal campionato di Veroli ha giocato in DNB con la squadra in cui è cresciuto, la Stella Azzurra Roma, chiudendo poi la stagione alla corte della Leonessa Brescia come aggregato alla prima squadra per gli allenamenti. Sbaglia il primo, a segno il secondo per Cucci. Siena è avanti 5-1, Imola ancora deve segnare dal campo e sono passati 4 minuti di gioco dall'inizio di questa partita. Intensissima fin dalle prime battute, esce Carvel, non riceve, si va invece da Maggioli. Eccolo Carvel con 8 secondi sul cronometro, fuori dall'arco, la grande difesa da parte di Roberts. Vuole la conclusione però Imola e la prende al 24esimo secondo con Sabatini. Esce un tiraccio
esultano i tifosi di Siena, qui Ticchi deve correre presto ai ripari. Purtroppo dobbiamo essere ripetitivi in questo senso, l'ennesimo inizio ad handicap dell'Andrea Costa, ma ormai ci siamo abituati in questa stagione un po' così. Sicuramente l'impegno c'è e avete visto quanto si stiano buttando per terra i ragazzi e stiano facendo di tutto, ma un punto in 4 minuti e 30 è un pochino troppo. Ottimo l'aiuto di Leonard Washington a precludere la conclusione di Liegro. Eccolo Carvel, riceve su di lui più chili e più centimetri da parte di Roberts. Allora si va sotto sulle tacche per Maggioli, il primo canestro dell'incontro di Imola. Porta la firma del Maggiolone. Primi 2 dal campo per l'Andrea Costa, primi 2 da parte del numero 5, il nativo di Montecchio, ma dall'altra parte indemoniata Siena, va e corre. Forzata la conclusione di Bryant, rimbalzo ancora di Maggioli. Imola con la palla del pareggio, abbiamo varcato la metà del primo quarto. Eccolo Norman, altra tripla, altro errore per Norman Hassan e altro rimbalzo conquistato da Siena. Si corre molto, si sbaglia molto, va Cucci dall'altra parte, non sfonda su Anderson. Al limite l'azione di Cucci che diventa con 3 punti il miglior marcatore dell'incontro. 7-3 il vantaggio Siena, la gara ha preso quota. Sì, abbiamo visto Siena che sta cercando di far stancare l'Andrea Costa e li battezza anche al tiro da 3 punti, sta cercando di fare in modo che continui a non riuscire a dare il pallone a Carvel Anderson, che avete visto appena si avvicina la boccia è addirittura triplicato. In questo caso si sblocca l'Andrea Costa con Norman Hassan, vedremo come proseguiranno le medie. È il secondo assist per Carvel, che fa fatica a trovare le sue conclusioni di tiro perché è marcato benissimo dalla difesa Siena, che ha approntato una soluzione speciale proprio su di lui. Washington prova a cercare sul lato debole Norman Hassan, il pallone è fuori misura, palla persa per Imola che però in attacco comincia a far vedere le prime cose. C'è un cambio in campo, fuori Washington, va fuori anche Maggioli, doppio cambio dunque per coach Ticchi. Dentro Amoni, dentro anche Prato. Immagino che Imola stringerà ancora di più in difesa. Ah sì, adesso sarà veramente dura a rimbalzo riuscire a non concedere troppi rimbalzi offensivi alla formazione di coach Ramagli, che come sappiamo già è una formazione che va tantissimo, mette tantissima energia a rimbalzo, quindi in questo caso senza Washington sarà sicuramente dura riuscire a difendere il proprio ferro sui tiri avversari. Per fortuna anche Siena sbaglia tantissimo dal campo. Pallone per Amoni, prende il tiro dai 5,5 metri, primo palo, corre tantissimo e prova a recuperare il pallone Hassan, che ha sbagliato tantissimo, ma ci sta mettendo una grinta mai vista prima. Assolutamente, Norman Hassan 1 su 5 dal campo, ma ricordiamolo, le due formazioni adesso sono 4 su 22 dal campo in coppia, quindi mani veramente fredde questa sera al Palaruzzi. Nel frattempo è uscito anche Hassan. Andrea Costa gioca con i 4 piccoli, mi pare, è rientrato Sgorbati al posto di Norman. Vedremo questo quintetto molto atipico da parte di coach Ticchi. Ma dentro Bryant trova un canestrissimo dei suoi. Grandissimo gesto atletico di Daryl Track Bryant, giocatore che l'anno scorso è stato il miglior marcatore del torneo in Repubblica Ceca con i Geosan Kolin. 9-6 ancora, le squadre devono arrivare in doppia cifra e siamo a 2 minuti e 50 dalla fine del primo quarto intensissimo. In campo c'è anche l'ex forlivese Stefano Borsato che smista un pallone per Cucci, stranissima meccanica di tiro, ma la conclusione da 3 è di Cucci che arriva a quota 6. Siena doppia Imola sul 12-6, conclusione pesante da parte del lungo con la maglia numero 32. Brava Imola a conquistare poi un fallo con Sgorbati che prende il primo passo ad Alex Ranuzzi, e anche Sabatini prende la via della panchina, anzi no, il cambio è coraggioso di Ticchi perché esce Carvel in campo De Nicolao, dunque abbassa ancora di più il quintetto coach Ticchi. C'è tanta pressione da parte di Siena sul gioiello dell'Andrea Costa, che è il miglior marcatore con oltre 17 punti di media da parte dei padroni di casa. Adesso Imola dovrà trovare punti
sicuramente da Prato che ha il pallone proprio in questo istante, ma anche da tutti gli altri. Si dovranno dare una mano, dovranno riuscire a recuperare dei falli. Bravissimo nel frattempo Sabatini, questo è l'atteggiamento giusto, questo è quello che serve ai padroni di casa. Sì, Imola non può prescindere dalle sue conclusioni pesanti, soprattutto perché sotto canestro la strada questa sera sembra per il momento interdetta. Ecco Roberts, la grande palla per Valerio Cucci, un vero e proprio fattore in questa partita. Grandissimo l'assist di Roberts a cercare il suo numero 32, giocatore nell'orbita delle nazionali giovanili, per lui esperienze con l'Under 18 e l'Under 20. Questa ala forte di 199 cm, classe 1995. È già terminata l'esperienza in panchina per Carvel, rientra in campo il bomber del campionato al posto di Gerardo Sabatini, dunque sarà De Nicolao a vestire i gradoni dei playmaking. Nel frattempo in lunetta questo Cucci, di cui obiettivamente conoscevo pochissimo. Ebbene, 9 punti personali per lui. Altro cambio per la Magli, che mette nel motore Lorenzo Bucarelli al posto di Daryl Track Bryant, che ha segnato poco fa un canestro strepitoso. Siena continua il suo vantaggio importante perché il punteggio è basso e allora 6 punti sono già una quota abbastanza cospicua. Vediamo quando si sbloccherà Carvel, prende altre linee l'attacco imolese, comprato, slalomeggia, vuole il fallo, lo trova, a momenti ci scappava anche il canestro, il personale è del numero 21 Bucarelli, proprio il neo entrato in campo, Luca Monduzzi. Trova risorse anche inaspettate Siena, notavo i 9 punti di Cucci, giocatore che entra dalla panchina, che non viaggia certo a 9 punti di media. Hanno finora indirizzato questo primo break di Siena, una gara in cui fino a 7 minuti il punteggio era sul 6-7, quindi un punteggio molto basso in cui le difese avevano prevalso sugli attacchi. Qui Siena è riuscita a trovare questo break che può, intanto sta indirizzando la gara in questo primo quarto. Ticchi ha già fatto muovere come al solito la panchina cercando risorse importanti, anche con l'obiettivo di mettere tutti i giocatori, 10 protagonisti attivi sul parquet e trovare risposte da tutti. Prato sbaglia un libero, sbaglia da 3, poi ancora con la palla in mano Patricio, si va da Moni, altra tripla, altro errore. Ci prova ancora Sgorbati, un paio di bei rimbalzi offensivi per l'Andrea Costa. Peccato che poi non siano arrivate le giuste concretizzazioni. Anche Imola in doppia cifra, dopo ben 8 minuti e mezzo. Attenzione alla tripla libera di Bucarelli, che grazie a Imola saltano in 3 a rimbalzo. La conquista però ancora la Mensana, che all'extra possesso rifiuta la tripla. Roberts si va con il passaggio consegnato per Borsato, che butta una tripla, primo ferro, ancora l'intensità di un grandissimo Jack Sgorbati. Va dall'altra parte De Nicolao, vuole il pallone Carvel, la perde sul passaggio tentato in angolo proprio per Jack. Attenzione Siena, prende la tripla con Roberts, errore, salta in solitudine Carvel. Squadre che stanno veramente sbagliando tutto il contrario di tutto. Ci prova ora De Nicolao, resta il tiro corto. Imola in grandissima conclusione, 3 su 16 dal campo per l'Andrea Costa. Restiamo in cronaca per l'ultimo attacco marcato Siena. Vediamo un po', differenziale di 2 secondi fra i 2 cronometri. Borsato addormenta il pallone, arriva il blocco alto di Bucarelli, si butta dentro Borsato, apre in angolo per l'infrazione di passi di Bucarelli, che regala 4 secondi a Imola per giocarsi l'ultima azione. Nel frangente Ticchi mette fuori Sgorbati, buonissimo l'impatto di Giacomo. In campo c'è Norman Hassan per avere un tiratore in più da 3 punti. Vediamo un po', Imola con la possibilità di tornare a -2, a -3. Va De Nicolao di tutta carriera, si butta dentro il tiro, è buono se va corto. L'ennesimo errore dal campo per l'Andrea Costa, che chiude con appena 10 punti segnati in 10 minuti. 3 su 17 dal campo, sicuramente mani freddissime da parte dei biancorossi. Dall'altra parte c'è 6 su 19 da parte di Siena, con Cucci assolutamente assoluta sorpresa di questa serata, con 3 su 3 dal campo e 2 su 3 dai tiri liberi. È stato un fattore. In realtà il secondo fallo di Mattia Udom è stato
una manna, diciamo così, per la formazione toscana, che ha giocato veramente. Complimenti a questo ragazzo che ha giocato molto bene. Ovviamente è solo il primo periodo, quindi aspettiamoci altre alchimie tecniche e tattiche in questo secondo quarto. Sì, l'unico giocatore col 100% al tiro con almeno 3 conclusioni, Cucci, che ha anche 2 rimbalzi e una palla recuperata. 17-12 il computo dei rimbalzi per Siena, ne ha 5 in attacco. Imola ne ha invece conquistati 4, ma Imola veramente con quel 3 su 17 dal campo, 2 su 9 da 3, 1 su 8 da 2 e anche 2 errori dalla lunetta per la squadra dell'Andrea Costa, che dovrà fare molto di più per riuscire a portare a casa la prima gara, che è quella che poi come sempre indirizza la serie. Tra l'altro nella giornata di ieri, Alessandro, sono arrivate tante sorprese, perché squadre accreditate del fattore campo nei playoff hanno ceduto insomma, come dire, l'onere e l'onore del fattore campo alla squadra peggio classificata in stagione regolare. In pochi avrebbero scommesso sicuramente sulla vittoria di Casale in quel del Palaverde di Treviso. Ricordiamo Treviso prima nel girone est di questo campionato di A2. Diciamo che un altro risultato sicuramente a sorpresa è Agrigento, che è andata a sbancare il Palasport di Mantova. Ricordiamolo però che Mantova, la cosa alquanto bizzarra, ha cambiato entrambi gli americani, sia Sims che Hart, anzi diciamo così, Sims rimane sempre in organico da Mantova, e Hart che è andato via dalla formazione lombarda, però che sono arrivati dall'altro lato da Ferrara, Udano e Jasmar Ferguson, che ricordiamo anche qua vicino a Forlì solo 2 stagioni fa. È andata a ripolpare le guardie, gli esterni della formazione di Coach Martellossi. Noi rimaniamo qui al Palaruggi per un'altra persa Andrea Costa, che rientra in campo con De Nicolao, Anderson, Prato, Maggioli e Amoni. Rispondono i senesi con Ranuzzi, Borsato, Bucarelli, che prende ora la via dalla panchina al posto di Di Liegro, Cucci e con il numero 23 Roberts. Siena che ha fino a questo momento messo su una difesa pazzesca, approfittando anche dei tanti errori con i piedi per terra dell'Andrea Costa. Gira molto bene palla la Mensana con Borsato, che comincia l'azione, la chiude con il suo pallone che esce dal canestro di gran carriera l'Andrea Costa, col gran canestro di Patrizio Prato, primo canestro dal campo per lui. Il pubblico vuole il fallo. Vabbè, è stata una bellissima azione, e guardate De Nick che sta per recuperare. Non è andata bene in questo caso, ma Imola ha provato anche lei a correre. È la prima azione, è stato molto bello il passaggio di Nicolao, e Prato che in entrata ha messo dentro un gran bel canestro. Ha sfruttato Imola un altro errore dal campo di Siena, che ogni tanto anche loro qualche errore ci sta. Attenzione a Prato per la tripla del pareggio, un'altra conclusione scentrata dall'Andrea Costa, che da 3 tira col 20%, ma soprattutto abusa di questa soluzione. Incredibile ball handling di Roberts, che qui fa il giocoliere, ne mette altre 2. Attenzione, perché se cominciano a macinare i 2 giocatori americani di Siena sono dolori. I 2 fatturano infatti oltre 35 punti a partita in campionato. Siena continua il suo vantaggio esterno dall'inizio della gara, 17-12 a 8 minuti e 37 secondi dall'intervallo lungo. Si asciuga il parquet detergendo il sudore dei giocatori in campo. E si riparte con De Nicolao a portare palla, cerca Carvel, in punta riceve Francesco Amoni, il fallo lontano dalla palla di Borsato, che spinge Prato in maniera anche abbastanza plateale. Borsato si macchia della prima penalità, rientra in campo Daryl Bryant al posto di Bucarelli.
Rimessa a lato Andrea Costa, servito De Nicolao. Si muove sotto canestro Prato, il blocco alto di Maggioli che viene servito. Vedete come si adegua molto bene la difesa di Siena su ogni cambio difensivo. Borsato raccoglie il cross di Carvel. 2 minuti se ne sono andati. Imola ha segnato 2 punti e ancora 0 Siena con Dilliegor che sbaglia il gancio. Ecco Prato riceve, si butta dentro, l'arresto per fortuna. Il suo passaggio che sembrava mal indirizzato viene toccato dalla difesa. Rimessa a fondo per i biancorossi di casa. Ancora alla ricerca del primo canestro di Carvel che riceve in questo momento, non riesce a trovare la conclusione, apre fuori per la palla persa. Mamma mia, un Carvel inesistente. Sino ad ora purtroppo è in quelle giornate dove le difese lo stanno soprassedendo. Sicuramente lui soffre tantissimo questo tipo di difese ed è un fondamentale che dovrà migliorare se vuole comunque fare una carriera più luminosa. Ha tantissimo talento, ma comunque i raddoppi e le difese che lo triplicano qualche problema glielo danno. Speriamo che per i tifosi dell'Andrea Costa che possa nel secondo tempo trovare la vena realizzativa delle giornate migliori, altrimenti saranno dolori per Imola. Gran fallo di Maggioli che va a impedire 2 punti sicuri di Dane Dilliegro. Tanta combattività e agonismo nel pitturato per il giocatore con ben 3 passaporti, tra l'altro padre e fratello hanno giocato a basket, origini italiane per Dane Dilliegro che ha alcuni parenti nel sud Italia a Bari e a Gaeta, giocatore che ha giocato anche la Summer League di Imola qualche anno fa, giocatore molto versatile, visto in Italia come detto 5 stagioni fa Ostuni, poi Sassari in A1 dove è stato eliminato nei quarti playoff nel 2013, poi l'esperienza a Trieste in Gold e l'anno scorso in Israele alla Gilboa Galil. Dane Dilliegro che mette il primo punto della sua partita, ma soprattutto spedisce al +6 nuovamente i suoi colori, 18-12. Imola segna 1 punto al minuto e ovviamente tutto questo è troppo poco per coltivare sogni di gloria. Prato a servire Michele Maggioli. Ecco Amoni, servito il Maggiolone sulle tacche contro Dilliegro. Si va da Prato ma non ci sono spazi, in angolo Patrizio Prato, arriva il blocco irregolare di Michele Maggioli. E riparte Siena, 18-12, Borsato, pallone sbagliatissimo dell'ex forlivese, Carvel riceve allora, c'era il pallone per De Nicolao, servito ora il fallo fischiato sullo smistamento di palla di Cucci. E qui Carvel dovrà veramente tirare fuori gli attributi, dimostrando di essere un giocatore che anche di fronte a una difesa stellare come quella di Siena deve cominciare a produrre qualche punto. Sì, ma io penserei anche, metterei giù il cappello assolutamente alle difese di Ramaglia. Avete visto anche nell'azione precedente quanti cambi difensivi e quanti raddoppi sui giocatori, soprattutto laterali biancorossi. Imola sta facendo fatica anche a muovere, come solitamente fa molto bene il pallone in attacco. Ecco Borsato, s'arresta e tira da 3, Borsato storto. Anche Siena ha cominciato come peggio non si poteva. Tanti errori dal campo anche per la Mens Sana, che ha segnato appena un canestro dal campo. 6,44, uno dei punteggi più bassi visto quest'anno. Imola tira con 4 su 20 dal campo e ha tirato più da 3 che da 2 e questo non va bene. Ecco Dilliegro che riceve fuori dall'arco, Borsato serve Ranuzzi che riceve e tira da 3 punti, non propriamente la specialità della casa. Si continua a sbagliare da una parte e dall'altra. Time out chiesto da Ticche che vuole un po' ragionarci sopra. Sì, e poi probabilmente Fabrizio è arrivato anche il momento che Washington ritorni in campo. È già da tanti minuti che il coach dell'Andrea Costa Ticchi
lo lascia sedere. Nel frattempo sentite di nuovo il pubblico di Imola che incita i propri beniamini. Questa sera, sin dall'inizio, caldissimo. Qui ricordiamolo che il playoff mancava veramente da tanti anni e c'era fermento e tanto entusiasmo anche ai botteghini in settimana prima di questo importante partita. Ricordiamo che gara 2 si giocherà fra 48 ore, mercoledì, e di conseguenza sono due impegni ravvicinati che insomma avvicinano un po' il campionato italiano a quello americano, no? Dove si gioca praticamente sempre. Tra l'altro con questi ottavi al meglio delle 5 partite il campionato diventa veramente lungo. Basti pensare che potenzialmente per arrivare in A1 bisogna giocare altre 20 partite, no? Nella peggiore delle ipotesi, quindi una vera e propria post-season massacrante, quella della Serie 2, che tra l'altro metterà in palio solo un posto per l'Olimpo del basket italiano. Infatti hai detto bene, la considerazione è quella, soprattutto già dai quarti è assolutamente, probabilmente, forse hai ragione, già dagli ottavi forse è anche un po' troppo iniziare a giocare al meglio delle 5 partite. Bisognerebbe trovare un altro tipo di formula e so che in Lega ci stanno già pensando, soprattutto in virtù dell'unica promozione sulle 32 che a mio avviso è quello il vero scandalo e la vera vergogna di questo torneo. Imola ci riprova a rimpinguare un po' il proprio bottino, che al momento vede i biancorossi segnare meno di un punto al minuto. Il recupero di Udom che va dall'altra parte a schiacciare. Udom segna i primi due e qui Siena raggiunge il massimo vantaggio sul 20-12. Ticchi a testa bassa. Ora senza Carvel, rientrato in campo Norman Hassan, prende la tripla, va Norman. 2 su 5 da 3 per Hassan, che riporta Imola a -5. De Nicolao ringhia su Bryant, che poi apre per Borsato, passi di Borsato non fischiati. Di Liegro balla sulla linea di fondo, la perde? No, non la perde Siena. L'ultimo pallone è toccato da Imola. Siena però avrà 5 secondi sul cronometro per andare al tiro. In precedenza fosse passi di Borsato non fischiati. Vediamo un po' cosa tirerà Siena con 5 secondi sul cronometro. Rimessa di Ranuzzi a cercare nel pitturato Urca Roberts, che la perde. Borsato lancia la preghiera ed è quasi beffa per Imola. Esce il tiro di Borsato, che non meritava per Siena questo canestro perché la palla era stata persa un paio di volte. Hassan riceve, rischia di perderla, si butta dentro Norman, giro dorsale, arresta il palleggio, si va da Maggiolone, fuori ancora da Prato, ma non ci sono buone azioni per l'Andrea Costa. La tocca Ranuzzi, Prato va per le terre e ora Imola ad avere 5 secondi per andare al tiro rientra in campo, chiamato a gran voce dal nostro Alessandro Salvini. Leonard Washington che prende il posto di un più bravo Amoni. Ricordiamoci che Imola comunque ha subito pochissimo sotto il proprio canestro, perché se è vero che Imola tira con il 5 su 22, Siena non fa tanto meglio, 8 su 27. Vediamo un po', 5 secondi sul cronometro, vuole la palla Leonard, si va fuori da Maggioli. Ecco De Nicolao, deve andare alla tripla, ci prova, storto, nulla da fare. Un'altra conclusione al 24esimo secondo per l'Andrea Costa, ferma quota 15 al 15esimo minuto. Qui soluzione pazza da parte di Bryant, genio e sregolatezza, raccoglie il pallone, scaglia la bomba che riporta Siena al +8, 23-15. Ancora Hassan, riceve e spara, ancora un errore, rimbalzo di Liegro. Attenzione perché Siena ha tutta l'intenzione di mettere la freccia. Borsato per Bryant che è caldo, lo perde Hassan, dentro Bryant, serve il pallone per Di Liegro, non vale il canestro, c'è l'infrazione di passi del numero 1 di Siena. Alessandro. Non ho visto questo movimento di passi, però ci sono state tante proteste sulle azioni precedenti, ma andiamo avanti, speriamo che il pubblico non si cattivisca. Però comunque mi sembra che questa serata
una bella atmosfera anche da parte di entrambe le tifoserie, quindi è giusto che si mantenga questo livello di correttezza e soprattutto che le formazioni inizino anche a fare un pochino canestro, perché vediamo che le percentuali sono veramente basse. Imola 1 punto al minuto, era da tanto che non succedeva. Sì, è un peccato, Imola sta sentendo tanto la tensione, più che la stanchezza direi, perché la squadra in settimana si è allenata molto bene, tra l'altro senza grossi problemi. Qui prova Washington a ringhiare con la schiacciata del -6. Siena già di là con Di Liegro, la perde! Bravo Prato nel recupero, forse falli su Prato, non fischiano gli arbitri e allora è così, metro da playoff. Sabatini già di là, prova ad andare dentro, giro dorsale, Sabatini si arresta, il pallone esce dal ferro, l'ultimo tocco è di Gherardo con qualche dubbio. Ma era qui davanti a noi proprio, però sì, non è facile, ricordiamolo anche per gli arbitri, è veramente meno di un secondo prendere una decisione, non è facile, quindi ci fidiamo della loro scelta. Non abbiamo detto, Alessandro, è vero che Imola si è allenata al meglio in settimana, però fra i 10 non c'è Preti. No, si è scavigliato proprio, mi pare giovedì di della settimana scorsa, e sta facendo delle terapie, sta cercando di recuperare almeno per gara 2, per poter dare qualche minuto sotto le planche mercoledì sera. Male che vada, dovrebbe essere recuperato per sabato la trasferta a Palasclavo. 23-17 a 3 minuti e 48 dall'intervallo. Roberts ha lasciato troppo libero colpevolmente, errore. Per fortuna Siena concede tantissimo. Fallo sulla transizione di Imola che interrompe una buona azione per i colori biancorossi perché erano in superiorità numerica. Buon fallo per Bryan che spende la prima penalità, concedendo a Imola una semplice rimessa laterale. Imola in campo con Hassan, Washington, Anderson, Maggioli e Sabatini. Eccolo Carvel, vuole Washington, il passaggio tra i due Colored. Gerardo Sabatini con 9 secondi sul cronometro prende il lato sinistro dell'attacco, forse sfonda dai 6 metri. Michele Maggioli. Segnali di continuità offensiva da Imola, 2 canestri in 2 azioni. Imola torna a -4. Sembra se sia un pochino sbloccata davanti, però anche in questo caso i ragazzi di Coach Dickey stanno facendo una fatica bestiale a muoversi in attacco come sanno fare loro, come è proprio da dettami del proprio gioco a triangolo. Sicuramente non è facile per loro. Buon per Andrea Costa, che c'è stato questo canestro anche di Maggioli da 2 punti. (3-18). Punteggi individuali molto bassi, 6 di Hassan, 4 di Maggioli, 3 a testa per Prato, Sabatini e Washington da una parte, dall'altra 9 di Cuccio, un vero e proprio impatto nel primo quarto, 5 di Bryant, 4 di Roberts, 2 di Udom e Ranuzzi. Un solo punto per Dane Di Liegro. Siena in costante vantaggio dal primo minuto, al momento 4 di vantaggio, ma sono stati anche 8. Il raddoppio su Bryant, sotto canestro per Di Liegro, fa sportellate contro Maggioli, sbaglia la cosa più semplice, cioè l'appoggio di Liegro, che si fa molto bene largo col fisico, poi sbaglia la conclusione, giocatore ancora un po' grezzo come conclusioni. Vediamo se Carvel trova spazio, smista, si apre un buon tiro per Washington che ha la possibilità di puntare i piedi e di sparare la tripla. Leonard Washington è rientrato in campo da qualche minuto, ne ha messi 5 in questo secondo quarto e Imola recupera, -1, 22-23. Ci ha pensato anche, forse sin troppo. Siena non è stata molto reattiva a rientrare, soprattutto in difesa su di lui, a chiudere. L'ha un po', diciamo, battezzato, e Bughi da quando è rientrato con questi 5 punti, ma soprattutto ha aiutato anche l'Andrea Costa in difesa, a chiudere la difesa, anche se è stato Maggioli bravissimo nell'ultima azione. E ora
è quasi il pareggio, si riscalda di nuovo il pubblico, veramente pieno come un uovo. Questa sera probabilmente ai livelli della partita contro Treviso e Roseto in casa. Imola viaggia su un 7-0 di parziale che fa ovviamente gioire il pubblico del Ruggi, mai così numeroso come quest'anno. Si gioca, come detto, in un insolito lunedì sera, dopo che Imola ha vissuto il weekend di Superbike, dunque un grandissimo weekend esteso per la città romagnola, che, non mi stancherò mai di dirlo, ritrova i playoff 10 anni dopo quella cavalcata con Demi Scavina in Lega 2. Da allora l'Andrea Costa non è più riuscita a far parte della post-season, in mezzo a tante delusioni cancellate da una super stagione come quella vissuta in questo 2015-2016. 23-22, Siena col naso avanti, il recupero da parte di Washington che va dall'altra parte e schiaccia il primo vantaggio Imola. Tutto marcato Washington. Questo parziale che a Imola regala il primo vantaggio sul 24-23. Imola lo deve capitalizzare e, perché no, incrementare in questi ultimi 2 minuti e 30 secondi. Si butta dentro Brian, apre il lato per la tripla sbagliata da Ranuzzi, ma in precedenza il fallo in attacco segnato proprio a Bryant, che si macchia della sua seconda penalità. Imola viaggia con un parziale di 9-0 aperto. Primo vantaggio, anche se non ricordo male, dell'Andrea Costa questa sera, è in striscia positiva, e avete visto che quando Imola è sgombra mentalmente fa anche della pressione a tutto campo, come è successo in varie occasioni, recupera questi palloni e toglie soprattutto le energie e le idee agli avversari. Il primo vantaggio Imola dell'incontro lo gestisce ancora col possesso di palla Ranuzzi. Usa troppo le mani su Norman Hassan. 2 tiri liberi per il giocatore italo-egiziano, nativo di Pisa, prodotto del settore giovanile di Rimini, un pretoriano di Ticchi. L'anno scorso, sempre con Imola in Silver, produceva quasi 10 punti a partita in 23 minuti. L'anno precedente in B2 a Rimini, dove ha militato per quasi tutta la sua giovane carriera, giocatore classe 90. Mette il secondo Norman Hassan, arriva a quota 7. Imola perpetua il suo vantaggio sul 25-23, vantaggio esiguo ma pur sempre vantaggio sul 10-0 di parziale. Roberts fa ammattire Maggioli, poi apre fuori per Udom, la tripla, l'errore, rimbalzo di uno dei migliori rimbalzisti del campionato, Leonard Washington, che ha invertito la tendenza di questa partita al momento. Trotterella dall'altra parte, Carvel non viene servito, si va invece da Washington, che si vuole portare a casa l'anello. Signori, fate spazio a Bughi, che schiaccia il suo 10° punto. Imola vola sul +4. È lo Washington Show questa sera, ragazzi. È rientrato, è stato 10 minuti a sedere, a riposarsi, e adesso tutto il pubblico, 1500 persone, anzi forse anche di più, lo sta osannando. Ci sono 8 punti in fila di Leonard Washington, il giocatore della Louisiana, vero e proprio lottatore, che in questo campionato segna 10 punti a partita. Abbiamo visto il suo atletismo e la sua spettacolarità. Pensiamo un po' alle critiche di inizio campionato, quando non gli avevamo perdonato un po' qualche chilo di troppo. Giocatore che ora fisicamente è una vera e propria bestia. È quasi perfetto fisicamente, si sta comportando piuttosto bene a Imola. Ha avuto un periodo durante la semifinale in Coppa a Rimini contro, se non ricordo male, contro Agropoli, Coppa Italia, che ha avuto qualche screzio, ha avuto un paio di partite dove non era molto lucido, ma adesso avete visto anche nella storia precedente era talmente esaltato che ha chiamato anche lui lo schema al posto dei playmaker. Allora Siena prova un po' a mescolare le carte, entra in campo Cucci assieme a Borsato, Roberts, Ranuzzi e Di Liegro.
il fallo di Sabatini, rimessa per Siena, 1:38. Siena ha segnato 8 punti in 8 minuti e mezzo. Vediamo un po' quanto Imola riuscirà a contenere con una grande difesa. Imola che tra l'altro l'ha ribaltata con un lungo, quando a inizio partita sembrava fosse praticamente impossibile andare sotto il canestro avversario. Ranuzzi dentro, la stoppata di Maggioli, recupera Sansi, va dall'altra parte per Carvel che sbaglia la schiacciata, poi prova a recuperarla Sabatini, un eccesso di confidenza per Carvel Anderson che ha provato la schiacciata. Attenzione, perché Borsato dall'altra parte vuole punire, eccolo qua. Borsato mette la tripla, Imola dal possibile +6 si ritrova solamente a +1. Piccoli particolari che possono, e speriamo non lo facciano, girare la partita. Ecco Leonard, riceve sulla linea dei 3 punti, va contro Cucci che gli fa sentire il fisico, l'accetta lo scontro Washington, che poi vuole il fallo, passaggio non riuscito per Maggioli, ma che errore da parte di Carvel. Peccato per Imola per questa schiazzata di Carvel. Ha provato anche lui a mettersi in striscia insieme ai compagni, ha provato a esaltarsi anche lui come ha fatto il suo connazionale. Peccato veramente. Imola è comunque sopra di 1. Vedete, anche in questo caso addirittura raddoppiato, c'è un fallo clamoroso su di lui. Sì, in questo caso è stato fischiato dagli arbitri e si sta protestando anche un pochino, rischiando anche il fallo tecnico, però in questo caso onestamente era ineccepibile la penalità. E allora Carvel ha la possibilità di segnare i suoi primi punti non dal campo, quantomeno dalla lunetta. Applausi convinti di Boogie Washington, che prende la via della panchina, stanchissimo il numero 2 imolese, autore di una grandissima prova in questo secondo quarto. Viene catechizzato Alessandro Ramagli. Imola con 3 tiri liberi a 30 secondi con Carvel, giocatore da 17 punti di media, al momento fermo al palo, a bocca asciutta, per effetto della grande difesa messa proprio in opera da Ramagli e dai suoi giocatori. Sarà una gran bella serie e sarà interessante notare come poi fra 2 giorni Tichy proverà a trovare le contromisure per poter trovare qualche gioco in più per il proprio miglior marcatore. Sì, perché il bello anche di queste serie e soprattutto la fatica per gli staff tecnici è appena finisce questa partita riguardare questa notte i match e da domani pensare a gara 2 e poi a gara 3 di sabato. Fa tripletta Carvel che si sblocca, seppur da linea della carità. Imola +4, 30-26. Imola ha segnato 20 punti in questo secondo quarto, non male. Siena appena 11 e l'ultimo attacco senese viene gestito dalle mani di Roberts, raddoppio di marcatura, varca la centrocampo con il passaggio per Ranuzzi, da questi il consegnato per Borsato, ma l'azione la comincia ancora Roberts che fa sportellate con il raddoppio di marcatura imolese. La bella difesa di Amoni che però si perde un po'. Imola però non è in bonus, dunque è un bel fallo per Amoni, però è il terzo. È il terzo per Francesco. Siena 14 secondi sul cronometro. Servito ancora Roberts, giocatore molto dinoccolato e molto agile, attacca il canestro, piede perno, no! Infrazione di passi. Time out richiesto da coach Tichy per gestire l'ultima azione, quella che può dare il possibile massimo vantaggio a Imola. Luca. Beh, che dire, in questi ultimi seconda parte di secondo quarto possiamo citare questi strabilianti 3 minuti di Leonard Washington, in cui è stato lui il protagonista assoluto del 12-0 di parziale, se non erro, che ha portato Imola fino al +4. L'avevamo un attimo anche chiamato, la sua lunga sosta in panchina aveva portato anche qualche difficoltà a Imola, che dopo ha ristabilito anche un po' le cose sotto canestro, ha migliorato a rimbalzo,
e si vede che lo stesso Washington, che abbiamo visto carico anche durante il riscaldamento, aveva voglia di fare, di dimostrare. Con almeno 3 schiacciate ha dato veramente la carica non solo alla sua squadra ma anche forse a tutto l'ambiente e a tutto il palazzetto. a 26, Imola con la palla in mano, 9 secondi, grande intensità, pallone nelle mani di Carvel, il gioco, l'ultimo tiro di Carvel, rifiuta la tripla, si butta dentro, pallone invece per Leonard Washington che sbaglia, prova il tap-in, peccato. Imola era riuscita a trovare una buona conclusione, non è andata però a segno, allora finisce 30 a 26. Un primo quarto che Imola ha vissuto di rincorsa fino al 15 a 23, il momento di maggior divario a favore di Siena, che poi ha subito un 12-0 griffato soprattutto da Leonard Washington. Sì, un primo tempo diciamo non bellissimo, non con tanto spettacolo, secondo quarto però da parte dell'Andrea Costa assolutamente favoloso, quel parziale di 12-0, ma è un'altra partita nel secondo tempo sicuramente, vedremo altri temi sicuro. Ci risentiamo fra poco per questa prima gara degli ottavi playoff del campionato di A2. In campo per il secondo tempo di Andrea Costa Imola, Mensana 1871, Mensana Basket 1871, dopo un primo quarto intensissimo che ha visto Siena comandare per 12-13 minuti prima di subire il 12-0 Imola, che al momento sta dando il là alle speranze imolesi, ma la gara è ancora lunghissima, la prima della serie al meglio delle 5 partite, ed è Siena la prima a togliere il coperchio dal canestro. 30-28 sul sesto punto del numero 23 Chris Roberts. Carvel scambia con Maggioli, eccolo qua, sesto punto di Michele, che ha sbagliato qualche conclusione subito all'inizio, poi ha aggiustato un po' la mano. 4 Imola, Chris Roberts e il suo grandissimo ball handling, si arresta e tiro lungo la conclusione, Maggioli il tap out, riceve Carvel, il no look per il contropiede di Gerardo Sabatini, l'interferenza a canestro proprio di Roberts. Sabatini mette il quinto, Imola al +6, 34-28. Sì, scusate, stavo guardando un attimo una serie di tabellini, sentiamo adesso cosa stanno dicendo. Sì, in effetti nell'azione precedente sul canestro di Maggioli anch'io ho sentito qualche fischietto, e infatti lo speaker adesso sta chiedendo al pubblico di non utilizzare fischietti. Gli arbitri evidentemente si sono accorti e giustamente hanno chiesto di fare questa rettifica. Comunque molto bene Imola, che è entrata col piglio giusto, a parte la prima azione difensiva che è stata molto brava Siena a sfruttare una non difesa dell'Andrea Costa. Ha provato Maggioli a cancellare il layup del numero 11 Ranuzzi, giocatore cresciuto nella Virtus ma che ha fatto le fortune di Ozzano da 2006 al 2010. Hassan riceve storta la conclusione, brutto tiro di Norman. In campo per il secondo tempo di Andrea Costa Imola, Mensana 1871, Mensana Basket 1871, dopo un primo quarto intensissimo che ha visto Siena comandare per 12-13 minuti prima di subire il 12-0 Imola, che al momento sta dando il là alle speranze imolesi, ma la gara è ancora lunghissima, la prima della serie al meglio delle 5 partite, ed è Siena la prima
a togliere il coperchio dal canestro. 30-28 sul sesto punto del numero 23 Chris Roberts. Carvel scambia con Maggioli, eccolo qua. Sesto punto di Michele, che ha sbagliato qualche conclusione subito all'inizio, poi ha aggiustato un po' la mano. 4 Imola. Chris Roberts e il suo grandissimo ball handling, si arresta e tiro lungo la conclusione. Maggioli il tap out, riceve Carvel, il no look per il contropiede di Gerardo Sabatini. L'interferenza a canestro proprio di Roberts. Sabatini mette il quinto, Imola al +6, 34-28. Sì, scusate, stavo guardando un attimo una serie di tabellini. Sentiamo adesso cosa stanno dicendo. Sì, in effetti nell'azione precedente sul canestro di Maggioli anch'io ho sentito qualche fischietto, e infatti lo speaker adesso sta chiedendo al pubblico di non utilizzare fischietti. Gli arbitri evidentemente si sono accorti e giustamente hanno chiesto di fare questa rettifica. Comunque molto bene Imola, che è entrata col piglio giusto, a parte la prima azione difensiva, che è stata molto brava Siena a sfruttare una non difesa dell'Andrea Costa. Ha provato Maggioli a cancellare il layup del numero 11 Ranuzzi, giocatore cresciuto nella Virtus ma che ha fatto le fortune di Ozzano da 2006 al 2010. Hassan riceve storta la conclusione, brutto tiro di Norman. Tanto rumore da una parte e dall'altra, ci sono almeno una settantina di tifosi senesi. Varco per il tentativo di canestro di Bryant, il pallone che esce corto. Ecco Carvel, smista per la conclusione, rifiutata da Hassan, che va dentro, prova l'appoggio. Errore ancora di Hassan. Siena con possibilità di tornare a -2. Bryant si fa spazio di Liegro sotto, poi sale per bloccare. Attenzione a Roberts, tiro aperto di Chris Roberts. Tutto da rifare. Sì, veramente forte questo Roberts, che ha iniziato subito ottimo, con un'ottima percentuale sia da fuori che anche da lì sotto. Un giocatore pericolosissimo, ma si sa che i due americani di Siena sono veramente molto pericolosi e sono il valore aggiunto di questa squadra. E il valore aggiunto sono i lunghi, perché prima Washington per Imola e poi Maggioli stanno continuando a crivellare la retina del canestro senese. Ora è una bella partita perché le squadre segnano con una certa continuità. Riceve Di Liegro, altro fallo di Maggioli su Di Liegro, è un altro bel fallo come quello del primo tempo, perché cancella 2 punti sicuri del nativo di Lexington. Il secondo fallo di Michele Maggioli. Ricordiamo che Imola ne ha 3 di Amoni. Di Liegro in lunetta per 2 tiri liberi, in precedenza 1 su 2 per il numero 1 di Siena, che sbaglia il primo tiro libero. Giocatore, come detto, non tanto tecnico, l'ha dimostrato anche questa sera sbagliando un paio di canestri già fatti. Fa 1 su 2 con l'aiuto del ferro. Scrivo 2 per Di Liegro, torna a -2. La Mens sana, 7-17. Vede il varco Sabatini, si butta dentro, serve Maggioli, punta i piedi, Maggioli sfidato alla tripla. Michele Maggioli ne segna 7 in fila. Maggioli per il nuovo +5 Andrea Costa. Ora è veramente una bella gara, perché quando si segna poi la partita diventa interessante. Udom se la gioca contro Hassan, cede per Ranuzzi, forse passi, l'assist per Di Liegro che sbaglia ancora, sbaglia l'impossibile ben Di Liegro. Carvel fuori per Norman Hassan, ritorna sui suoi passi, servito Leonard Washington, con calma Imola, servire Maggioli che è caldo. Maggioli se la gioca contro Udom, si gira, apre fuori per Norman Hassan, la tripla, entra ed esce, beffato dal ferro Norman. Un buon tiro però in ritmo. 39-34. Chris Roberts, marcatura su di lui di Carvel Anderson.
che canestro e che uso della tabella per Roberts, che ne mette altri 2. Primo giocatore in doppia cifra per la Mens Sana, che torna a -3. 4 minuti che ci hanno riconciliato con il basket. Ecco Carvel, riceve, deve ancora segnare dal campo Carvel, lo ricordiamo. Maggioli, ancora San, si gioca per linee esterne. Infrazione di 24 secondi Imola. Sì, sembra quasi una sfida personale tra Michele Maggioli e Roberts adesso. Comunque sì, come hai giustamente sottolineato tu, adesso il livello della pallacanestro è sicuramente migliore rispetto al primo tempo. Abbiamo visto tantissime azioni non distruttive della difesa, ma anche veramente interessanti in attacco, grandissimi canestri anche di talento. Sì, basti pensare all'ultimo segnato da Roberts con l'aiuto della tabella. Lo stesso Roberts prova a far ammattire Anderson. Pallone consegnato per Udom sulle tacche. Una lunga serie di 1 contro 1. Perde palla Udom, che non si è visto in questa partita. Sabatini andrà fino in fondo. L'assist dietro la schiena di Sabatini per un altro schiaccione di Leonard. Spettacolo a Pallaruggi. Showtime, questa sicuramente va nelle azioni più importanti della top 10 di questi ottavi di finale. Bellissima, bravo anche Washington, che è arrivato a rimorchio senza problemi, e strano per un americano non ha fatto passi in questa occasione. E dall'altra parte insomma si fa sentire Udom. Andraneta per 2 liberi, arriva il terzo fallo di Leonard. Mattia Udom, giocatore che ha mosso i primi passi nell'Africo Firenze dal 2009, settore giovanile della Mens Sana, con cui ha disputato variate finali giovanili. Giocatore poi prestato al CUS Siena in DNC nel 2011, poi Firenze in DNB. La 1 con Siena nell'ultimo anno prima del fallimento, 2013-2014. L'anno scorso in Gold ad Agrigento per Udom nei playoff, è arrivato fino in finale promozione con la squadra siciliana. Giocava 17 minuti a partita con 7 punti dalla chat di scarpe. Udom segna il suo terzo punto e riporta a -4 i suoi. Carvel rifiuta ancora il trilo, va dentro, recupero, la prende Carvel che potrebbe aprire il contropiede, ma dall'altra parte Carvel dietro la schiena per Maggioli, che con un miracolo mantiene il possesso della palla. Sabatini, la tripla aperta, altro errore, con altruismo prova Carvel ma non riesce a recuperare il pallone. Di Liegro è più alto, ha più chili ed era posizionato molto meglio. Ci prova ancora Bryant, che non può sempre sbagliare. Bryant da 2, 7 punti. Siena torna a -3, 42-39. C'è bisogno anche per l'Andrea Costa di Prato, in questo caso sicuramente un giocatore della sua esperienza. È giusto che provi a fare da guida anche a questo gruppo, che in campo, come vedete, adesso ha un Anderson che purtroppo non sta giocando come nelle sue migliori serate, ma c'è comunque Maggioli che da 3 punti la spara, e questa sera è veramente importante per l'Andrea Costa. Lui segna, Brian dall'altra parte sbaglia, 6 Imola di vantaggio, però insomma per Imola se segnano da 3 solamente i lunghi non è un grandissimo segnale. Ci riprova Maggioli, la tripla del Maggiolone, 14 per lui. Imola scava il break, prima con Washington e poi con la verve da 3 di Michele Maggioli, che tira col 3 su 4 da 3 punti. Brava Imola a volare sul +9, grazie soprattutto ai lunghi, ma anche alla difesa di squadra. Il giocatore che non ti aspetti, sta facendo il Carvel Anderson della situazione, sta infuocando il pubblico questa sera, ma ricordiamoci, non per spegnere gli entusiasmi, è lunghissima questa partita e 9 punti di vantaggio a mio avviso non sono niente contro questi avversari che hanno comunque tanti punti nelle mani. Maggioli è arrivato a quota 17 punti con 3 rimbalzi, 4 assist, 2 stoppate. Imola dal 48 a 39, 9 punti di vantaggio.
con Anderson ancora a quota 0 punti dal campo e 0 su 4 al tiro. Una prova da 29 punti su 48 da parte di Washington e Maggioli. Imola sta aprendo la scatola grazie alle conclusioni che non ti aspetti, Luca. Sicuramente è un super Maggioli che non ti aspetti. Siena lo ha battezzato e lui ha messo, si può dire che forse ha messo quelle triple che stanno mancando da parte degli esterni di Imola, un po' più in difficoltà. Anderson su tutte, l'abbiamo detto, con le sue ancora 0 punti dal campo. Mancavano i punti degli esterni, le triple da fuori degli esterni, sono arrivate quelle di Maggioli che valgono questo importantissimo più 9. Ora Imola dovrà stringere i denti, continuare a tenere botta e rispingere le velleità di rimonta di Siena, anche magari con un handicap in più che è il quarto fallo di Washington, che ora è in panchina. E poi in difesa Maggioli stoppa ancora, 48-39, 2-30, 9 di vantaggio per Imola, ma è ancora molto lunga dall'essere finita. Bryant in punta contro De Nicolao, riparte da lontano, gli può piazzare la tripla in faccia Bryant al 24esimo secondo. Rimbalzo di Maggioli col fallo di Cucci. 39 anni e non sentirli. Maggioli prende un'altra carambola. E ora la voce grossa la fa Imola. Imola con la palla del possibile vantaggio in doppia cifra. 2 minuti e 15. Locali con De Nicolao, Hassan Maggioli, Amoni e Patrizio Prato. L'assist alla tripla di Patrizio Prato. L'avevi chiamato? È arrivato anche l'italo argentino. Più 12 per Imola. La premiata coppia, sentono gli anni sicuramente nelle spalle, ma in questo caso servono e come. Sono Maggioli e Patrizio Prato. Serviva in questo caso aprire la difesa di Siena, che in tante occasioni ha comunque lasciato tirare da fuori l'Andrea Costa, anche in merito alle precedenti esibizioni di Imola che sono state con percentuali piuttosto basse da fuori. C'è da dire che Siena sta dando veramente poco in termini relativi, al di fuori dei due americani si è visto veramente poco, ma è anche poco coinvolti nel gioco della formazione toscana. Mette il primo Chris Roberts, cresciuta alla Bradley University, poi di league per lui. Come detto, Caserta 2 stagioni fa in A1 segnava 11 punti a partita. L'anno scorso in Francia in A1 al Bourg-en-Bresse segnava ben di meno, 5,6 punti. Ha fatto doppietta dalla linea, 13 per lui. Siena spezza il parziale imolese, ma Imola ne mantiene 10 di vantaggio sul 51-41. Dal 42-39 Imola aveva messo un parziale di 9-0, che aveva fatto il pari col 12-0 del secondo quarto. 5-1, 4-1. Prato si butta dentro, lato sinistro, di sinistro prova ad appoggiare, difficile, sbaglia, poi fallo di frustrazione su Udom, ed è un fallo che costa caro perché a cronometro fermo va lunetta alla Mensana sul terzo fallo anche di Patrizio Prato. Sì, bisogna stare attenti anche con i falli, anche perché ci sono ancora 10 minuti soprattutto da giocare, quindi è lunghissima questa partita e 10 punti nella pallacanestro sono niente. Scusate, il primo fallo solamente di Prato che manda in lunetta Udom. Fa 2 su 2. Un 4 su 4 dalla linea di Siena che si riporta a -8, manca un'eternità, 1,30, va dentro De Nicolao, rischia tantissimo. Fortuna che Ranuzzi lo tampona da dietro, sarà semplice rimessa Andrea Costa a 1,28, 51-43. Commette il quarto fallo Ranuzzi, è l'unico giocatore in foul trouble per
Siena che non ha problematiche di falli, ben diversa dalla situazione di Imola che ne ha 4 da Washington e 3 a testa per Maggioli e Amoni, dunque lunghi un po' in difficoltà per falli, ma siamo ormai sul crepuscolo del terzo quarto. Mancano infatti 100 secondi scarsi all'ultimo intervallo. Prato per De Nicolao, in angolo c'è Sgorbati, ci prova anche Jack Sgorbati. Imola non sbaglia nulla ora dall'arco. Primi 3 per il numero 4 imolese, torna più 11 l'Andrea Costa. 5-4-4-3. Ecco Cucci che prova a riprendere da dove si era interrotto, salta fuori tempo De Nicolao, poi la perde Udom. Time out richiesto da Siena. 54-43. Imola a più 11. In piedi il pubblico del Pallaruggi. Tante emozioni qui al Pallaruggi, dove l'ospite di turno è insomma la squadra che ha ereditato le fortune della Siena, 8 volte scudettate nei primi 15 anni di questo 2000, 8 scudetti, una Saporta, 5 Coppe Italia consecutive, 7 Supercoppe italiane, una delle squadre più titolate d'Italia, che come sapete nel 2014, 2 anni fa, è ripartita dal campionato di Serie B, dove è riuscita a essere promossa nella scorsa stagione. E ora si riaffaccia nel secondo campionato con ritrovate ambizioni. Tra l'altro la squadra senese aveva cominciato il campionato un po' balbettando, poi ha trovato la quadratura del cerchio, cammin facendo. Siamo nell'ultimo minuto del terzo quarto. Imola lo affronta con il 54-43 di vantaggio, 11 punti. Perde palla De Nicolao, si butta dentro e segna, anzi no, Bucarelli prende il rimbalzo. Udom sbaglia ancora Siena, un canestro già fatto. E ora Udom li dovrà conquistare dalla linea. Ultimi 4 punti di Siena trovati dalla lunetta. E rientra in campo Carvel Anderson, da cui mi sento di scommettere 7-8 punti nell'ultimo quarto arriveranno. Deve svegliarsi, o ci sta mantenendo il fuoco e fiamme per gara 2, ma noi lo vorremmo vedere anche in questa occasione. Di conseguenza, anche perché sino adesso in campo per Andrea Costa c'era solamente un quinto del proprio quintetto di base iniziale, anche se comunque per Andrea Costa sono tutti intercambiabili e tutti possono giocare tantissimi minuti. Comunque nel frattempo 2 su 2 per Mattia Udom di Siena, mancano 36 secondi, 2 azioni, sicuramente un'azione per parte. Importante per Imola chiudere con almeno una decina di punti. De Nicolao con calma, De Nicolao prova il pallone sotto per Amoni, si ripartirà col cronometro dei 14 secondi per l'infrazione di piede combinata alla difesa bianco-verde. Rimessa a lato come sempre per Patrizio Prato sotto la gradinata dei tifosi. Di nuovo il pallone nelle mani del Gaucho che vuole il blocco alto di Amoni, lo prende in angolo. Prato prova a uscire un po' sportellate, mano sinistro, difficile la conclusione, recupera Amoni che però fa carambolare il pallone nel sostegno del tabellone esterno. Mancano 8 secondi per Siena, deve difendere Imola. Grande recupero da parte di Prato che poi si butta dentro, sbaglia però, perde un'altra occasione Imola. Proverà la preghiera Udom che tira da 8 metri, sbaglia. Peccato per Imola che chiude con 9 di vantaggio sul 54-45, chiudendo con 24 punti segnati in questo terzo quarto. Però Siena è ancora troppo pericolosa. C'è tantissima partita ancora in questo terzo quarto. L'avevamo un pochino chiesto nel secondo periodo una partita, e in effetti in questo terzo quarto
c'è stata, Imola ha provato a scappare, Siena comunque non è assolutamente morta, è una formazione che ha tantissime frecce al proprio arco e di conseguenza bisogna stare attenti che assolutamente sarà veramente lunga, lunga se non lunghissima. Siamo dunque alla vigilia immediata dell'ultimo quarto. Siena è già in campo per 4 quinti con Cucci, Bucarelli, Borsato, Udom e arriva anche il quinto che è Bryant. Imola va con De Nicolao, Anderson, Sgorbati, Amoni e Prato. Dunque giustamente Ticchi conserva Maggioli con 3 falli che deve ricaricarsi al pari di Leonard Washington, che carico lo è e l'abbiamo visto questa sera, ma ahimè è gravato di 4 falli. Dunque Ticchi decide di spenderseli per le ultimissime curve dell'incontro. Imola col pallone fra le mani per il primo attacco dell'ultimo quarto, avanti di 9, 54-45. De Nicolao per Amoni che vede il pertugio, Amoni riceve il fallo ed è importantissimo arrivare al bonus prima possibile. Oh, 2 tiri liberi per Bryant, dunque evidentemente Amoni era in azione di tiro. Bene così per il centro di Gualdo Tadino. 2 tiri liberi, ultimi 4 anni per lui in quel di Ravenna, con 3 anni in particolare da capitano dopo la promozione in Silver del 2013, giocatore che ha fatto discrete cose quest'anno. Va al secondo, anche il secondo per Francesco Amoni, prime 2 dell'incontro. Imola ritrova il più 11, 56-45, recupera Carvel che ha tirato male ma ha preso 7 rimbalzi, smazzolato 4 assist e recuperato 2 palloni. Brutta palla di De Nicolao all'indirizzo di Amoni, che poi va a spendere un'altra penalità. 4º fallo anche per Francesco Amoni. Forse il giocatore da cui questa sera ci si attende qualcosa in più anche in sede di costruzione è Francesco De Nicolao. Sì, fino adesso mi è piaciuto onestamente di più Sabattini, anche come piglio di intraprendenza. È ovvio che non è facile anche per lui trovare tutte le partite, riuscire a giocare sempre ed essere sempre importante. Nel frattempo bellissima la difesa dell'Andrea Costa, bravo in questo caso Carvel a sporcare questa palla. Servono tantissimo anche a lui per sbloccarsi queste situazioni. Sì, Anderson ha fatto perdere il tempo a Borsato, sporcandone il pallone. Se n'è andato 1 minuto, Imola ne ha 11 di vantaggio. La vuole Carvel e riceve. Carvel si butta dentro, prova un altro assist per Sgorbati, tiro aperto. Check! Sgorbati mette la bomba del più 14 Andrea Costa. 59-45. Beh, chi l'avrebbe mai detto? A inizio secondo quarto, sbaglia ancora Bryant. Siena sembra sparita dal gioco. Altro rimbalzo di Anderson. E Imola va di là con tutto l'entusiasmo del mondo. Eccolo Prato, altra tripla. Pallone che gira ed esce. Poi Borsato è il più lesto di tutti ad accappellare l'arancia. 8 minuti e 20, ma ora la montagna da scalare per la Mensana è di quelle ripidissime. Borsato, su di lui De Nicolao, fuori per Mattia Udom, il consegnato per Brian che tira da casa sua. Gran canestro per Daryl Track Bryant che segna col fallo, arriva in doppia cifra e in un colpo solo può riportare i suoi a meno 10 a 8 minuti e 7 secondi, tutto quello che Imola non deve fare. No, c'era veramente tanto entusiasmo per Andrea Costa
bisogna veramente cercare di frenarli, tutti questi entusiasmi che fanno bene al pubblico, ma la squadra comunque deve stare lì concentrata e, diciamo, fra virgolette, i vecchi di questo gruppo devono cercare di spingere i giovani, anche se abbiamo visto assolutamente da chi non ti aspetti un'altra tripla da parte di Sgorbati. Buon per l'Andrea Costa e bene anche che Di Nicolao subisce questo fallo. Bravo Francesco. Quarto fallo di Bryant, insomma anche Siena ora deve spenderle qualche risorsa in più. Sarà una gara col cronometro, qui Borsato ringhia su Prato, non fischiano gli arbitri, esce Carvelle e riceve, non c'è spazio per la tripla, raddoppio di marcatura frequenta, Moni riceve, spara da 3! Bravissima Imola ad approfittare di tanti varchi che vengono lasciati liberi ai giocatori avversari. Mi vuoi raddoppiare Carvel? È ovvio che la coperta risulta poi corta per gli altri. Bravissimo, infatti hanno, diciamo, cercato di battezzare gli altri, anche se in questo secondo tempo comunque stanno facendo maggiore attenzione soprattutto da 3 punti, perché Imola ha aumentato un pochino le proprie percentuali. È ovvio che ha trovato bellissime canestri, così come molto altrettanto bello è questo cesto del numero 25 in maglia verde, che è assolutamente super in questo caso, che subisce anche fallo. Bryant si è messo a macinare punti in questo frangente. Quinto fallo nel frattempo da parte di Amoni, anche se il fallo mi sembrava di De Nicolao, ma evidentemente gli arbitri l'hanno segnalato ad Amoni. 6-2, 5-2, ritorna a meno 10 Siena con questi 7 punti in fila di Daryl Bryant, che è arrivato a quota 14, praticamente ha segnato la metà dei suoi punti in 30 secondi. Ma dentro Prato alza la parabola, fallo su di lui, fallo di Daryl Bryant. E questo è una bella scoppola a quelle che sono le pretese di Siena di rifarsi sotto. È una freccia in meno al proprio arco per Coach Ramagli, così come Carvel Anderson questa sera non sta facendo, è stato marcatissimo e non sta facendo la sua solita partita. C'è da dire che bisogna veramente dire bravo a Coach Ramagli ancora per l'ennesima volta per la grandissima difesa, e soprattutto anche a Brian su Carvel Anderson. Vedremo adesso se l'esterno dell'Andrea Costa avrà maggiore spazio. Certo che Imola, dopo i 10 punti segnati nel primo tempo, primo quarto, ne ha segnati 54 in 23 minuti ed è veramente tantissima roba per l'Andrea Costa, che anche da 3 punti sta tirando ora con ottime percentuali, 11 su 29. Borsato si arresta e tira dai 5,5 metri. Stefano Borsato, 5 punti per l'ex Forlì Ferrara, 6-4, 5-4 a 7 minuti, cronometro che sembra non scorrere mai. De Nicolao vede il pertugio, va dentro, prova il canestro, sbaglia Francesco. Rimbalzo conquistato da Valerio Cucci. Borsato proprio per Cucci, ora però senza Bryant, si va con la tripla rifiutata dal ferro per Roberts, che si dispera. Con calma ora Imola va con Patrizio Prato. Maggioli riceve, ecco Carvel. Ho scommesso su qualche punto del folletto del Michigan. Sgorbati riapre per Patrizio, ancora per Jack, tiro aperto per il numero 4 imolese, secondo ferro. Pallone che si spegne oltre la linea laterale, ma è stata una buona azione. Mi rivolgo a Luca Monduzzi per Imola. Sì, confermo, una bellissima azione di Sgorbati, che ha interpretato benissimo questo schema di Imola. Imola riesce a mantenere questo doppia cifra di vantaggio rispetto a Siena, rispondendo un po' a colpo su colpo. L'uscita di Amoni è stata seguita da quella di Bryant per Siena. Insomma, Siena ha perso uno dei suoi americani, Imola si prepara a ritrovarlo, perché vediamo sul cubo dei cambi Washington, anche lui gravato di 4 falli, ma sicuramente potrà dare un contributo importante in questo finale.
Torna Menotto, Siena fallisce l'anticipo, la difesa da Sgorbati a Prato, 10 secondi, si butta dentro Patrizio, alza la parabola, il tiro è storto, grande rimbalzo conquistato dall'Andrea Costa, ancora con Prato che sbuca dal nulla come sempre, fallo proprio suo. Cucci vuole il canestro che non arriva. E rientra in campo Leonard. Beh sì, 5 minuti e 22. Kosticki ha visto che comunque Siena sta provando a rientrare, sta nel momento del massimo sforzo, c'è bisogno comunque della sua energia, c'è bisogno di un aiuto a rimbalzo da parte sua e anche di qualche punto là davanti, di qualche balzo dei suoi. Bisogna stare attento, dovrà stare attento Leonard, in questo caso non cadere nella quinta penalità, anche perché è ancora lunghissima la partita. Cucci dimostra una grande, insomma, un bel personaggio, si mette a parlare, a scherzare con la curva imolese, bel personaggio. Sui 2 tiri liberi di Roberts che fa doppietta. 15 punti per Roberts, Siena meno 8, 5-17. 6-6-5-8. Siena sempre lì, Maggioli riceve, fuori per Carvel, Maggioli rifiuta il tiro, si butta dentro, poi apre fuori per Sabatini, che bel triangolo, Sabatini sbaglia, però ci sono altri 24 secondi, meglio di un canestro per Imola. 4,50, ecco Prato, vede il Pertugio dentro, mano sinistra, stavolta va dentro. Prato aveva tentato in un paio di occasioni, la conclusione mancina. Ora con più equilibrio, più precisione Patrizio. Occhio a Udom da 3. Si segna a ripetizione, 6-8-6-1. Rischia di diventare una partita a punteggio alto, attenzione Imola, si addormenta Sabatini. Robert segna ancora, 17. Torna a meno 5 Siena, 6-8-6-3. Mamma mia, Washington perde la maniglia, il fallo su Washington di Cucci. Terzo fallo per lui, ma Imola perde un pallone clamoroso e si ritrova in un amen a meno 5, a più 5, 68-63. Prima la tripla di Udom, poi il recupero di Roberts. 5 punti in 5 secondi per Siena, che ritorna a meno 5 a 4 minuti e 15. 2 liberi per Leonard Washington, che non è propriamente un cecchino dalla linea. Lo avevamo detto, è pericolosissimo giocare col cronometro e attendere la fine di questa partita, è pericolosissimo assolutamente. Siena è lì, ci sta provando, è al proprio massimo sforzo, adesso ha giocatori di esperienza come può essere anche Borsato, lo stesso Roberts, Udom anche ti ha dimostrato di poter fare canestro anche da fuori se non si difende a dovere, quindi di conseguenza bisognerà aggrapparsi sicuramente a Patrizio Prato, ma tutti devono stare concentrati a mettere il proprio mattoncino alla causa biancorossa. Dall'altra parte Siena assolutamente ha avuto qualche momento di vuoto, soprattutto davanti, però è una squadra veramente che sta dimostrando una grossa costanza, una grossa anche sostanza. Ha avuto momenti che con gli americani, che avevano sempre loro la palla, hanno tenuto forse un po' troppo il pallone. In questo caso invece sono gli italiani, diciamo così, che stanno provando a rimettere in piedi la barca. Lunghissima pausa per pulire il parquet, giocatori che si detergono un po' il sudore. È una partita anche molto lunga perché si gioca da 1 ora e 3/4 praticamente. Partita che tra l'altro è cominciata alle 21, orario stabilito per questa partita. Va dentro
il primo tiro di Washington. Vediamo se si metteranno 3 possessi fra le due squadre, anche se, ripeto, manca ancora tantissimo tempo. Segna Leonard ancora. Bene così, 70-63. Imola arriva a quota 70. 70-63, segna Roberts con un grandissimo canestro, 19 per lui. 70-65. 4 minuti. È incredibile comunque come una partita dove il primo quarto è finito 15-10. Ora siamo 70-65, si segna tantissimo. Primo quarto di assestamento con grandi difese, poi gli attacchi hanno avuto la meglio, dato sono due squadre che tirano bene entrambe. Maggioli sfiora il ventello Michele Maggioli, 72-65. Maggioli tira con l'8 su 11 dal campo. 3:30, cronometro ora fondamentale in campo. Il fallo, anzi no, infrazione di passi di Udom. Rientra in campo anche Di Liegro. E Imola con la palla in mano, dava un'occhiata ai due americani Roberts e Bryant di Siena che tirano con 10 su 26 complessivo. È vero che hanno fatturato 28 punti ma con brutte percentuali. Washington riceve, va dentro Leonard, la perde, anzi fallo su di lui, di Liegro che scuote il capo. È solo il primo fallo dell'incontro, stranamente, per Di Liegro. 2 liberi per Washington, più 7 Imola 3-11. E sbaglia il primo. Segna il secondo Leonard. 15 punti, pian piano Imola prova ad aumentare. 7-3-6-5. 3 minuti e 3 secondi dentro Ranuzzi, difficile. Gran canestro di Ranuzzi. 73-67. Prato in possesso di palla. Maggioli, comincia l'azione Imola, Carvella non riceve. Si va invece da Leonard, Bughi si butta dentro, si arresta col piede perno, poi perde la maniglia, ma recupera Michele Maggioli. 21 per il nativo di Montecchio, Imola più 8, 75-67, la tripla di Udom non è finita. 7-5-7-0. Nell'ultima azione Washington si sarebbe scavigliato, non ho visto. Sembra caviglia o ginocchio, non ho capito bene. Ginocchio, mi sembra che stia tenendo. Stiamo direttamente controllando. Caviglia. Sembra che si sia scavigliato nell'ultima azione, proprio difensiva. O là sotto in attacco. Speriamo che non sia niente, anche perché sennò sarebbe veramente una grossa tegola per l'Andrea Costa. Visto anche quanto il fatturato di questa sera del lungo americano dell'Andrea Costa Imola. 75-70. Imola mantiene 5 punti di vantaggio a 2-24, ma Siena sta facendo veramente tutto e il contrario di tutto per provare a ritornare sotto. Sospinta da Udom, 15 punti, Roberts 19, ricordiamo Bryant in panca con 5 falli. Washington ha preso un colpo alla caviglia, non dovrebbe essere nulla di grave, però insomma non
non rientra in campo e Imola ha la palla in mano comunque su 5 punti di vantaggio. Washington prova ora a forzare un po' sulla caviglia, passaggio rischiosissimo. Hassan la conquista, varca ora cercare di metà campo. 2:15. Prato, c'è bisogno di Carvel, ecco, di questo giocatore qui, raddoppiato sistematicamente. Si va da Maggioli, apre per Hassan che non trova lo spazio per la tripla, perde palla, il contropiede di Siena con Roberts che va a sbagliare. Attenzione, sbaglia Roberts, riparte Siena, ma Roberts ha sbagliato 2 punti incredibili e la perde la Messana, che ha avuto la palla del possibile -3, sbagliando un vero e proprio rigore. Sì, si è mangiato veramente le mani prima con quel canestro che era praticamente già fatto, era andato su in maniera molto semplice, tranquilla, dall'alto della sua altezza, e poi dopo anche questa incompressione nel passaggio. Intanto nel frattempo vediamo Imola, Carvel, è il suo momento, serve tantissimo un tiro da parte sua, invece la palla arriva a Prato, 1 minuto e 26 alla fine, 5 punti ancora di vantaggio dell'Andrea Costa. È un Carvel molto sfiduciato che non prova nemmeno il tiro, prova a giocare molto per la squadra. Attenzione Roberts, altra tripla di Roberts. Siena torna a -2 con la classe dei 2 americani. Imola rischia di buttarla via, sta annegando nelle proprie paure l'Andrea Costa, che sembrava essere vicinissima alla vittoria. Mancano 56 secondi, va dentro Sabatini, fuori per Hassan, la tripla di Norman, palo, sbuca dal nulla Gherardo. 47 secondi, extra possesso per Imola. Carvel ha la possibilità di dare un segno alla sua partita, dentro Anderson, canestro di Carvel, il primo dal campo. Siena di là, attenzione, prova ancora Roberts, sbaglia. Poi prende il rimbalzo Borsato, ancora Roberts, il recupero di Sabatini con l'infrazione di piede. 27 secondi, non è finita, ma Carvel ha dato il suo segno. Primo canestro dal campo a 40 secondi. Mamma mia che bella la pallacanestro, avete visto una partita già vinta, una squadra già morta quasi morta nel primo tempo, che sembrava non trovare le contromisure. Ha avuto 2 colpi di reni bellissimi nel secondo e nel terzo quarto. Siena dal -14 è rientrata e ha subito un parziale di 12-0, è rientrata, sta provando a rientrare a suon di triple, e nel momento di maggior difficoltà con Imola assolutamente, con Amoni con 5 falli, con Washington in difficoltà, Maggioli marcatissimo, anche perché Carvel Anderson è stato praticamente nullo tutta la partita. E allora il focus della difesa di Ramagli è stato il centrone 39enne dell'Andrea Costa ex Iesi, bravissimo Carvel, che si è buttato, probabilmente ci poteva stare anche il fallo, però è stato bravo lui, buon canestro. Imola +4, ma non è ancora finita, attenzione. Mancano 27 secondi, è vero che Imola è a +4, ma il pallone è nelle mani di Siena, che ha la concreta possibilità, vista anche come sta tirando in quest'ultimo quarto, di riportarsi ancora sotto. Siena ha segnato 28 punti in questo quarto, Imola 23. Fuochi d'artificio concentrati del finale. Ranuzzi per la rimessa, vediamo chi cerca, si va ancora per la tripla, scheggia il ferro Roberts, conquista il rimbalzo Prato, si va di là con Sabatini, il fallo fischiato a Udom. Saranno 2 liberi per Gerardo Sabatini. Comunque vada, le squadre saranno divise da non più di 2 possessi. Va in panchina Maggioli, chiamato per la standing ovation. 21 punti per il Maggiolone. Sbaglia il primo Sabatini, attenzione, sbaglia il primo Gerardo Sabatini. Imola dalla linea ancora titubante.
Almeno il secondo Gherardo, ci crede Ramagli in panchina, Sabatini va col secondo, 5 punti a dividere le due squadre, 15 secondi, la porta di là Roberts che prova la tripla, va la tripla di Roberts, 25 punti, un'ira di Dio, Prato subisce il fallo e ora sarà obbligatorio segnare entrambi i due tiri liberi. Prato ha 2 tiri liberi fondamentali, 78 a 76 a 8 secondi. Prato in lunetta, devono andare entrambi per essere a buon punto. Va il primo di Prato, mancano 8 secondi. Prato deve andare anche il secondo e Imola avrà un piede e mezzo sulla vittoria. Segna Prato! 80-76, 6 secondi, ancora Roberts, si arresta il tiro, prende il primo ferro, la vince Imola, una prima gara soffertissima che Imola porta a casa 80-76, ma a questo punto tutte le ansie sono sulla caviglia di Leonard Washington, che comunque sembra essere in grado di potercela fare. Finisce 80-76 Alessandro, che partita è stata? Ma sì, una partita da tantissime facce, tantissimi volti, ma è solamente la prima battaglia, ci sarà la guerra da vincere per riuscire a portare a casa questa serie che a mio avviso sarà sicuramente lunga. Ora bisogna recuperare le energie e pensare a gara 2. 80-76 è il finale di una gara che Imola ha dovuto rincorrere anche per 12 punti, poi ha trovato il più 14. Alla fine Siena brava con le triple di Roberts e di Udom a tornare a -2, tanta paura, ma poi liberi della staffa li ha messi Patrizio Prato. Una gara di squadra per Imola, 21 di Maggioli, 15 di Washington, assolutamente migliori in campo, 14 di Prato, 5 appena per Anderson con un canestro solo dal campo, ma il canestro del 77-73 quando ormai Siena sembrava poter riuscire a rimettere in corsa la partita. Ultimo commento anche da Luca Monduzzi. Imola, un inizio difficile, ma Imola l'ha rimessa in piedi, conquista il primo round di questa serie playoff. Una grande partita, il rientro, diciamo che il rientro dai playoff dopo 10 anni di assenza non poteva essere festeggiato in maniera migliore, direi, per Imola, che ritrova una bellissima vittoria. La cornice del pubblico è stata eccezionale. Vogliamo spendere 2 parole sicuramente su Michele Maggioli, che ai punti sicuramente risulterà il migliore in campo senza ombra di dubbio, ma oltre ai punti segnati sono stati tanti e anche da triple pesanti in un momento fondamentale nel secondo quarto. Vogliamo anche citare la buonissima difesa su Di Liegro, tenuto praticamente, se non a 0 punti, ma proprio bloccato praticamente. Ora Imola attendiamo notizie anche sulla caviglia di Washington, è uscito proprio nel finale, è sicuramente un dato importante considerando che tra 48 ore si torna in campo per gara 2. Hai detto tutto tu, Imola ha vinto 80-76 questa prima gara, fra 48 ore sempre qui, stesse squadre per gara 2 degli ottavi di finale di playoff di questa serie A2 2015-2016. Grazie per l'attenzione, a presto.